È chiaro che sempre di più invece nel territorio abbiamo persone che sia per la sindrome influenzale sia per il Covid sono a letto e sono a casa, e questo fa capire che stiamo veramente arrivando al picco chiaramente sia dell'influenza che del Covid. Sono tra le 80 e le 90.000 le persone che nella Marca trevigiana passeranno il Natale a letto a causa dell'influenza o del Covid, situazione che si allarga anche a tutto il Veneto, ma è a Treviso che si contano più contagi dovuti in parte anche al minor numero di persone vaccinate rispetto alle altre province. Abbiamo circa una novantina di persone ricoverate in tutti gli ospedali della Marca, quindi i 6 ospedali della Marca. Diciamo che abbiamo 4 persone over 80 non vaccinate che sono ancora in terapia intensiva. Numeri da tenere sotto controllo, ma non allarmanti. È questo il quadro disegnato dall'ULSS 2 sulla situazione sanitaria a pochi giorni dall'atteso picco influenzale, stimato tra il 30 dicembre e i primi giorni di gennaio, anche se le previsioni fanno immaginare che anche la prima settimana dell'anno nuovo i contagi sia per Covid che per influenza tenderanno ad essere alti a causa di pranzi e cene durante le festività. Le raccomandazioni restano le stesse di sempre: evitare il contatto con persone fragili e anziani se si è ammalati o raffreddati, per evitare di caricare le sedi di primo soccorso e i reparti che per mancanza di personale, malattie e ferie vedono i sanitari coprire i turni dei colleghi. Abbiamo anche da poco fatto un concorso a tempo determinato per infermieri, purtroppo prima del 7 di gennaio non arriveranno perché stanno lavorando da altre parti oppure si fanno le ferie. Quindi stiamo chiedendo, e li ringrazio sempre per veramente il senso etico che hanno nei confronti dei malati, delle persone, chiederemo ai nostri collaboratori di fare delle ore in più, quindi fare dei turni in più, ovviamente extra orario di lavoro, proprio per cercare di tamponare questa situazione.